territorio a portare la voce di tutte le operazioni che stiamo portando avanti, e quindi se ci sarà la volontà anche da parte degli altri che condividono questo percorso con noi di continuare a lavorare, di portare avanti il progetto che abbiamo firmato e quindi il contratto di governo, noi di certo non ci tireremo indietro. Sì. Certamente, come dice il nostro ministro dell'Interno Matteo Salvini, i no devono finire, perché soprattutto, non so, sulle grandi opere e sulle ultime ore, insomma, abbiamo visto ci sono stati dei rinvii importanti di decreti che servono per riportare la crescita in Italia e lo sviluppo. È necessario andare avanti, lavorare e cercare il punto di caduta in un modo più tranquillo, più sereno. Ecco, questa mattina il vice premier Salvini ha dato 15 giorni al governo. Alessandra dice: se diremo le stesse cose sarà un problema. Ma secondo te come interpreti tu queste dichiarazioni? Ma io interpreto che, come sempre, Matteo Salvini ha grande buon senso. È vero che dobbiamo riprendere immediatamente a lavorare, a trovare i punti d'accordo. È chiaro che dopo una campagna elettorale così aspra, così insomma combattiva da parte soprattutto dei 5 Stelle, che insomma forse hanno pensato di prendere qualche voto in più in qualche modo attaccando la Lega, attaccando le nostre prese di posizione, in realtà abbia bisogno ancora qualche giorno per trovare la sua calma, ritornare alla serenità e far chiarezza. Devono far chiarezza loro, al loro interno, e riportare insomma la collaborazione al centro di questo patto che noi non abbiamo intenzione ovviamente di accantonare se si trova il modo di andare avanti, anche perché io ricordo che questo governo certo ai nostri nemici, che ricordo però essere in particolare la sinistra, fa piacere dire che siamo immobili, sì, ma abbiamo portato a casa quasi 10 decreti che sono già attivi, come per esempio il decreto sicurezza, che ci permette di fare cose importanti, la legittima difesa, la quota 100, e ancora tante cose da portare avanti insieme ne avremmo. Perfetto. Senti Alessandra, abbiamo una telefonata, sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, parlo da Torino. Buongiorno. Volevo dire solo una cosa. Sì. I 5 Stelle hanno battuto il naso qua. Prima di tutto perché era stata votata l'Appendino per evitare che venisse di nuovo rieletto il sindaco Fassino. Per cui abbiamo dato spazio a questa signora che è un incompetente. E poi devono capire una cosa, che Torino e Piemonte sono tutti per sì TAV, per cui veramente tranne qualche sporadica persona, qualche elemento che gira ancora così per la valle, però siamo tutti per sì TAV. Ecco, per cui si devono togliere dalla testa di dire no TAV per questioni di convenienza, lì com'è che dicono loro. Sì, sì. Per cui bisogna solo farlo presente che sono stati accantonati i 5 Stelle proprio per questo motivo. Difatti ha avuto un exploit la Lega fortissima. Io spero che questi qua incomincino a stare zitti e Conte a fare il suo lavoro, certo, e non appoggiare sempre questi qua. Ecco, i 5 Stelle, non volevo essere scortese. Va bene, signora. Allora, la ringrazio molto e speriamo che tutto vada nel migliore dei modi, perché siamo veramente soddisfatti per questo esito. Grazie e buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Alessandra, vogliamo commentare un po'? Sì. Sì, intanto ringraziamo la signora che ha fatto un'analisi lucidissima. Il Piemonte è l'8ª regione che la Lega strappa al PD e chiaramente cioè abbiamo il 37%, abbiamo un sindaco che effettivamente dei 5 Stelle che si oppone in qualche modo a una grande opera che invece deve andare avanti. È chiaro che con questo risultato il desiderio della regione di proseguire, il desiderio dei cittadini, il desiderio di portare avanti opere di sviluppo indispensabili, che sono tra l'altro già iniziate con un dispendio economico importante da non trascurare, è chiaro che è un segnale per cui su questa parte bisognerà mediare, bisognerà che
gli amici dei 5 Stelle insomma vengano incontro a questa posizione per poter andare avanti serenamente. La Lega non ha intenzione di fare un passo indietro, soprattutto forte di questo voto elettorale appena passato, che ha dimostrato che la gente vuole andare avanti sulle nostre linee. Certo. Alessandra, mercoledì, cioè praticamente domani, ci sarà la risposta, ci dovrebbe essere la risposta della Commissione europea sulla lettera dell'Italia, no? Perché l'Italia ha risposto insomma l'altro giorno. Cosa dirà secondo te la Commissione europea? Allora, diciamo che insomma questa lettera ci diceva di aver fatto crescere un debito pubblico, quella che è arrivata qualche giorno fa, no? Sì. Da Bruxelles, noi abbiamo dato la risposta e adesso loro ancora devono dire cosa ne pensano. Domani, no? Secondo te sì, o no? Sì, domani. Dovrebbe essere domani, poi sono anche fasi un po' protocollari, quindi quando dicono dovrebbe essere domani sarà domani. Sì. Così come la lettera si sapeva che sarebbe arrivata, perché è più un procedimento tecnico che poi magari per altri in passato sia stato trascurato, però è una procedura. Ecco, diciamo che bisogna anche tenere presente che negli anni successivi il debito pubblico non è che sia diminuito prima che arrivassimo noi, ha continuato ad aumentare ed è aumentato addirittura per 300 miliardi quindi di euro, quindi stiamo parlando di anche un po' di allarmismo che viene fatto, sempre nell'ottica per cui l'Europa si permette molto spesso di entrare nel merito delle politiche italiane. Adesso sono politiche che non stanno più bene a tutti e quindi si concedono, si permettono di darci, insomma, di bacchettarci secondo i loro criteri. Proprio quello che vogliamo noi è non rompere con l'Europa, ma entrare in Europa per cambiare questi vincoli e per cambiare queste modalità di rapporto con l'Italia, in particolare con gli altri paesi, perché anche lo spread che a volte allarma, a parte che ieri era in diminuzione, oggi è lieve rialzo, però sappiamo bene che quello che deve tornare al centro è il lavoro, l'occupazione, perché i nostri cittadini debbono poter spendere, non essere sempre tassati di più come vorrebbe l'Europa, come vorrebbe qualche scienziato della politica. Voglio solo ricordare che negli anni in cui c'è stato il governo tecnico di Monti, dove ci sono state più tasse addirittura per le barche, per le case, per qualsiasi cosa, e l'austerity vera e propria, comunque il debito pubblico è salito. Quindi significa che forse quello che ha detto anche Visco nel suo discorso di Banca Italia, nella relazione dell'altro giorno che ha condiviso Salvini, è serve uno shock. Per noi lo shock sta nella flat tax. Senti Alessandra, benissimo, parliamo un po' di sanità, perché c'è stata una notizia, no? Dove in Molise mancano insomma i medici e arrivano i militari. Il commissario dice la situazione è critica, i reparti rischiano la chiusura. Cosa è successo in questa regione? Ma è solo questa regione oppure è un po'... No, purtroppo è in alcune altre regioni, purtroppo si tratta di il Molise è una regione in piano di rientro, abbiamo già una situazione drammatica con dei buchi che si erano creati nel corso del tempo con una mala gestione della sanità. Abbiamo appena votato appunto il decreto Calabria che vuole andare a dare dei criteri per quelle regioni che sono o da commissariare o in dissesto e fa delle differenziazioni tra quelle in piano di rientro, quelle in pieno dissesto, ma devo dire che anche in questo decreto, per esempio, grazie alla Lega, e penso che anche questo possa andare a favore di queste regioni, come per esempio il Molise, abbiamo voluto portare 2 emendamenti, uno sui medici specialisti, in modo che possano accedere ai reparti e quindi garantirci qualche risorsa in più, perché è vero che scarseggiano molto spesso i medici nei reparti ospedalieri e non solo delle regioni che sono in dissesto o in piano di rientro. E poi abbiamo fatto un'importantissima misura che abbiamo voluto estendere anche alle altre regioni, che è quella dello sblocco del turnover, perché è chiaro che ovviamente il problema delle assunzioni è diffuso nella pubblica amministrazione e soprattutto anche nel comparto sanitario, dove sappiamo che l'emergenza insomma può fare la differenza se c'è una persona in più o in meno, non è un pezzo di carta insomma. Ecco. Pronto? Senti, ecco, adesso ti sento benissimo. Volevo chiederti, sullo sblocca cantieri abbiamo visto che ieri è saltato il tavolo, no? Sul codice degli appalti. Invece per quanto riguarda il decreto crescita, quali novità ci sono?
Allora, anche per quanto riguarda il decreto crescita abbiamo avuto un rinvio oggi. Ieri si è saputo di questo emendamento anche che poteva dare la possibilità delle aziende sopra i 1000 dipendenti di slittare con la pensione addirittura a 7 anni. Questo era un chiaro segnale per aprire una manovra diciamo di tipo espansivo per l'occupazione e l'ingresso di nuovi giovani, ma diciamo che siamo in un momento appunto di tensione, quindi anche questo provvedimento in questo momento è in fase di rinvio. Dovevamo iniziare oggi la discussione, ma viene rinviata. Ecco. Senti, ma oggi che cosa c'è in programma alla Camera oppure nella tua Commissione Affari Sociali? Sì, oggi nella mia commissione, perché appunto in Camera abbiamo rinviato il DL crescita di un giorno o due, Sì. e in commissione abbiamo le audizioni per un tema molto delicato su cui naturalmente si divide a livello di coscienza, di esperienza personale ed etico tutta la popolazione, che è l'eutanasia. Noi lo vogliamo trattare con le pinze, stiamo facendo diverse audizioni. Io posso dire che personalmente tengo molto al rispetto della vita fino alla fine e quindi cerco di cogliere tutto quello che viene detto dalle persone estremamente importanti, estremamente competenti, che sono invitate a portare la loro esperienza e sono particolarmente attenta a quelle persone che hanno svolto questo ruolo personalmente vicino alle persone gravemente malate. Ecco, un tema molto delicato e lo stiamo seguendo con la delicatezza che naturalmente richiede. Ecco. Senti Alessandra, da Como che novità puoi darci? Pronto? Del regolamento di polizia locale credo che sia una cosa che praticamente il nostro era vecchissimo, addirittura risaliva al 34. Ogni amministrazione dovrebbe dotarsi, insomma dovrebbe rinnovarlo un pochino se ne ha di così vecchi, e soprattutto la cosa interessante è poter introdurre nei nuovi regolamenti di polizia locale quello che è il decreto sicurezza, perché porta naturalmente nuovi strumenti e più disponibilità sia per la polizia locale che a disposizione del sindaco per trattare insomma i reati comuni che noi ci troviamo ad avere sul nostro territorio. Quindi finiamo di trattare questo e poi abbiamo un assestamento di bilancio, niente di sconvolgente insomma in questi giorni, siamo tranquilli anche a Como. Però devo dire che c'è un'ondata di turismo enorme. Ecco, un'ondata di turismo, ecco, questo è importante, no? Senti, anche perché poi c'è George Clooney, no? Che abita da quelle parti. Non solo, Dolce Gabbana, George Clooney, gli indiani hanno fatto feste, adesso, insomma, diciamo che adesso non è che sono qua per fare la pubblicità, la dico ci mascherebbe, però devo dire che negli ultimi anni effettivamente, forse anche perché mete all'estero, negli ultimi anni sono state un po' magari messe da parte perché ci sono stati anche eventi a volte un po' diciamo di terrorismo eccetera, quindi le persone hanno tornato a rimanere in Italia oppure arrivano dall'estero e poi c'è una certa attrattiva che devo dire il lago di Como ha. E c'è qualche matrimonio importante quest'estate? Perché di solito, sai, si scelgono queste belle location. I nomi non le so, poi perché pochi mesi fa insomma hanno girato un film, addirittura Jennifer Aniston, eccetera. Però per esempio c'è stato il fidanzamento di una coppia di indiani che per una settimana solo per il fidanzamento sono rimasti a Como. Magari potrebbero tornare peraltro. Ecco. Certo. Allora, è caduta la linea. Senti Alessandra, a Genova è iniziata la demolizione del Ponte Morandi, è iniziata la demolizione delle case di Via Porro, no? Raccontaci un po', tu che hai letto, che novità ci sono anche su questo fronte? Diciamo che lì, io devo dire che sicuramente la spinta anche in questo caso del Ministro dell'Interno è stata fondamentale per accelerare i lavori. Anche lì insomma si è andati avanti spediti per ridare dignità a quella zona, a quell'area, per restituire un importante ponte, mezzo di comunicazione, cioè di collegamento che è indispensabile ovviamente per il territorio. Sicuramente come in tutte queste grandi passaggi, grandi opere, c'è una demolizione, una ricostruzione e quindi implicano una serie di problemi legati anche alla salute, alle polveri, le esplosioni.
Comunque diciamo Sì. che malgrado tutte queste problematiche, adesso in questi giorni probabilmente mi sembra che è previsto per fine giugno si farà proprio cadere l'ultima parte del ponte e poi insomma si procederà con la ricostruzione totale. Certamente per la cittadinanza non deve essere stato semplice dover abbandonare le proprie case, dover insomma tra la tragedia che è stata vissuta e poi anche tutto ovviamente. La ricostruzione implica comunque una nuova sofferenza perché certamente ci sono dei disagi, però io penso che farlo nel breve tempo, velocemente, nel rispetto delle persone sia la cosa migliore, quindi lo stanno portando avanti in maniera, devo dire, spedita. Perfetto, Alessandra, abbiamo una telefonata, sentiamo chi è in linea, pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Giuseppe, mi chiamo dalle Langhe. Niente, volevo chiedervi, siccome si sta parlando dei dottori, no? Sì. I dottori andiamo in un ospedale, c'è un ospedale qui a Mondovì, che non so, in mezzo alla provincia, ci sono 2 dottori al pronto soccorso, no? E poi vai negli studi dei dottori, che è pieno di studi qua, dai dottori pagati dal Vamuto, che, scusate il termine, ma fanno un tubo. Perché cosa serve quella gente lì? Io sono cardiopatico, una vita che prendo le pastiglie per il cuore, per la diabete, cosa mi serve correre dal dottore a farmi insegnare le medicine quando la mia farmacista sa col computer quante medicine c'è ancora a casa o meno? Prima cosa, tutto spreco. Allora quella gente la prendi, la manderà in ospedale a fare il burocrate in ufficio, metti una ragazzina di 15 anni, basta. Benissimo. Non c'è da fare. Grazie. Alessandra, non so se vuoi commentare. Sì, allora vabbè, intanto no, io penso che comunque non tutti i medici naturalmente non siano in grado di affrontare il lavoro o siano famigoni, anzi, siamo pieni di bravi medici, bravi specialisti e persone che si dedicano al proprio lavoro con il cuore. Purtroppo ognuno di noi sulla sua strada ha trovato almeno un medico che non rispondeva alle nostre esigenze, piuttosto che un'altra persona in qualche ufficio che ovviamente ci è sembrata scostante o disinteressata. Questo capita tutti i giorni, è vero. Poi ci sono però delle problematiche che sono più vere, perché magari se iniziamo a essere io, te e altre 20 persone che si trovano male e che hanno dei ritardi importanti, è chiaro che evidentemente lì c'è qualcosa che non funziona e allora in quel caso entra la magistratura, entra la procura e quando addirittura diventa ancora più esteso il problema, come nelle regioni, come la regione Calabria, come nelle regioni insomma del Molise, eccetera, entra diciamo un commissariamento, un ordine per cui le cose non vengono più gestite direttamente, ci pensa qualcun altro sopra. Quello che voglio dire è che è vero che tutti i giorni anche si percepisce un po' questa carenza, il sovraccarico del lavoro, magari un'organizzazione che non sempre ci soddisfa, ma che devo dire che attraverso il Ministero della Salute per certi versi per quanto riguarda le liste d'attesa con delle raccomandazioni chiare, ogni regione poi riesce a interpretare e a gestire con le proprie risorse ovviamente. Io qui ci aggiungerei al signor Giuseppe, quando avremo anche l'autonomia delle nostre regioni, sono certa che funzionerà meglio anche la nostra sanità, perché è vero che ognuno poi, insomma, c'è chi più o meno dispone delle proprie risorse per organizzare il comparto sanitario, però è vero anche che quando si ha l'autonomia si riescono a fare più cose meglio. Allora, Alessandra, ti faccio un'ultima domanda. Parliamo un po' di social, no? Di Facebook, di Instagram. C'è stata la bufera a Ferrara per un video di un candidato della Lega che era a letto con una pistola. Anche il Viminale è intervenuto, ha detto non ha più l'arma, si tratta di un video vecchio. Tu che ne pensi di questo? Non so se hai letto un po' questa storia. E poi ti faccio un'altra domanda, perché la regina dei social, che è Chiara Ferragni, insomma, ha regalato un bonus, pensa un po', da 3.400 euro ai suoi dipendenti. Oggi è uscita una notizia che c'è appunto la disoccupazione in aumento. Tu che ne pensi di questo? Ma allora, sulla Chiara Ferragni io sinceramente non so neanche che faccia abbia, ma so di essere tra i pochi. Ma io penso che a volte i social, Facebook e Instagram eccetera creano delle star, no? Che sono volute un po' dal popolo, dalle persone che le seguono.
magari che non si rendono neanche conto di quanto sono veramente loro a renderli così importanti e così famosi, semplicemente per una questione di immagine, perché poi nella pratica a volte queste persone quello che portano è uno stato di compagnia, un valore aggiunto rispetto a una persona che segue i social e ha piacere a vedere queste immagini o a seguire la vita privata di altri. Sì. Ecco, io penso che lì a volte ci siano, è un po' come alcuni calciatori strapagati, però guarda, io sono più competente in politica che in queste cose di attualità, quindi mi rendo conto, non so cosa ne pensano gli altri a casa. Io personalmente penso che a volte siamo un po' dei personaggi che poi sono molto molto gonfiati, poi magari prima o poi scoppiano. E il problema è che dopo c'è una perdita di valore in quello che è, diciamo, quello che per noi conta, perché io faccio anche l'assessore alle politiche sociali, come sai, lì vedo persone che con 300 euro al mese devono tirare a campare, e con una serie naturalmente di supporti da parte delle amministrazioni, come me lo vedranno anche altri assessori di altri comuni. Quindi queste cose, insomma, messe in relazione con il resto della popolazione fanno un po', cioè sembra quasi che uno non si renda conto dall'altra parte della fortuna che ha avuto, che gli è stata regalata dalla gente che gli dà attenzione, e insomma non si renda conto che magari potrebbe mettere a frutto questo valore aggiunto in un altro modo. Benissimo. Poi, per carità, ognuno fa quello che vuole, io dico solo che l'unica riflessione che mi viene in mente è quella che io, cioè, mi rendo conto che ci sono poi dei personaggi che vivono su un mondo diverso dal nostro. Ecco. Perfetto, allora Alessandra, io ti saluto. Scusa, Dimmi. il ragazzo per la pistola, è un episodio vecchio, sicuramente contestabile, voglio dire che però al giorno d'oggi è passato, è finito, si parla di 4-5 anni fa, non ha più armi, andare a ripescare queste cose, è stato sicuramente strumentale anche nel momento della campagna elettorale, mi pare che possa concludersi così. La cosa, ecco. Benissimo, allora Alessandra, grazie mille per essere stata qui con noi quest'oggi, come ogni martedì. Ci risentiamo con te martedì prossimo, sempre alla stessa ora. Ti salutiamo e ti auguriamo buona giornata. Grazie Antonio, un bacio a tutti e avanti tutta. Grazie mille a te. Allora, leggiamo una notizia che ci giunge dalle agenzie di stampa, una notizia di cronaca: a Milano dei maltrattamenti su di una bimba di 3 anni. Sono stati arrestati i genitori, la polizia di Milano ha arrestato 2 coniugi di origine egiziana per maltrattamenti e lesioni gravi nei confronti della loro bimba di 3 anni. L'ipotesi degli agenti è che le violenze andassero avanti da tempo, come dimostrerebbero le fratture multiple accertate sulla piccola. Il fermo della coppia, che ha altri 4 figli, è stato eseguito venerdì. Adesso andiamo in pausa pubblicitaria. E lucevan le stelle. Sì, lo so che per realizzare tutti i progetti della Lega per l'Italia non bastano certo 2 parole, ma il 2 per 1000. Gli italiani sanno tutto e sanno pure che il codice per destinare alla Lega il 2 per 1000 è D43 e che lo si deve scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Donar il mio solo pensiero, firmare www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no?
si respira a Roma. Finalmente è arrivato un po' di caldo anche a Roma, visto che da noi al nord è arrivato qualche giorno fa e ci voleva. Beh, io penso che quello che ha affermato ieri il primo ministro per noi siano cose, voglio dire, normali, banali, cioè quando ci chiede che bisogna ricominciare a lavorare, noi non abbiamo mai smesso un giorno solo di lavorare. Quando ha detto che bisogna comunque andare avanti nel pieno rispetto del contratto di governo, io sfido chiunque ad affermare che la Lega, che Matteo Salvini abbia mai chiesto qualsiasi cosa al di fuori del contratto di governo. Posso comunque affermare invece che è il contrario, che ci sono tante istanze che sono nel contratto del governo. Da Veneto dico prima di tutti l'autonomia, che il governo Conte, ma soprattutto i 5 Stelle, stanno facendo di tutto per fare melina e ritardare un'istanza che in Veneto, ma anche in Lombardia come in Emilia Romagna, è sentitissima, e in Veneto è stata votata, lo ricordiamo, circa 590 giorni fa da 2.328.000 veneti. Certo. Ed è ancora ferma. Senti Paolo, sulla Pedemontana, no, ieri c'è stata l'inaugurazione del primo tratto, giusto? Sì, ieri c'è stata l'inaugurazione del primo tratto dell'infrastruttura viaria più importante d'Italia. Un cantiere, pensate, lungo ben 92 chilometri, che tocca 36 comuni del Veneto e sul quale si stenderanno 14 caselli di uscita e di entrata. Un'infrastruttura strategica per i cittadini e strategica per le imprese, perché l'asse che collega principalmente le province di Verona, di Vicenza e di Treviso è un'arteria fondamentale per l'industria veneta e non solo. Sì. E quindi ieri è stata una giornata di festa. Un ringraziamento chiaramente alle aziende che hanno lavorato notte e tempo per portare avanti questo primo stralcio, e chiaramente l'augurio è che non ci siano i soliti signori del no che blocchino lo sviluppo delle infrastrutture in Italia. Ecco, questi sono i no che che noi non vogliamo, che gli italiani non vogliono, e sono i no che fanno male alla gente. Ecco, senti Paolo, dalla tua commissione finanze facciamo un bilancio, insomma, di quali progetti, di quali provvedimenti sono stati approvati fino ad oggi e quali dovrebbero essere approvati nei prossimi mesi. Guarda, io partirei dalla seconda richiesta, no? Sì. Stiamo ormai da una settimana, 10 giorni, siamo full immersion in Commissione Finanze per approvare il decreto crescita, che è un provvedimento fondamentale per l'attività di governo, che per quanto ci riguarda dovremmo finalmente far approvare entro la serata di questa sera, massimo domani mattina, perché poi domani andrà in aula, domani sera in discussione generale, e speriamo che l'approvazione della Camera arrivi entro domenica. Ecco, una proposta di legge importantissima, fatta di 50 disposizioni, e dentro c'è un po' di tutto, perché solo il nome crescita è una serie di riguarda una serie di provvedimenti che senz'altro daranno slancio all'economia italiana, a favore di aziende, a favore dei cittadini, per contrastare quella crisi economica che purtroppo ancora oggi ci attanaglia. Ci sono tantissime voglio dire, articolazioni, tanti articoli e tanti provvedimenti. Posso citare solamente alcuni, come il rifinanziamento della nuova legge Sabatini per quanto riguarda gli investimenti in beni strumentali, il sostegno alla ricapitalizzazione delle piccole e medie imprese, i provvedimenti che garantiscono il pagamento puntuale tra le varie imprese, la cartolarizzazione dei vecchi pagamenti, lo sblocco degli investimenti idrici nel Sud Italia, ma tante decisioni, tanti provvedimenti che senz'altro andranno a beneficio di tutti. Ecco. Benissimo. Senti Paolo, volevo chiederti poi, per quanto riguarda invece l'Europa, no? Come ci si organizza, ecco, anche a livello di commissari, sulle nomine, quando si parte, insomma? Allora, la prima seduta plenaria del nuovo Parlamento europeo è fissata per la prima settimana di luglio. Ecco, quindi... Comunque durante questo mese senz'altro
fervono le trattative affinché ogni Stato abbia giustamente la propria dignità, il proprio riconoscimento e il proprio commissario adeguato alla propria situazione e posizione politica. Noi come Lega, forti di 29 europarlamentari che abbiamo eletto, penso che sia il record storico per ogni partito, perché comunque abbiamo fatto una campagna elettorale. Matteo Salvini ha condotto una campagna elettorale a tutta birra, come si dice, e ha portato, per quanto ci riguarda, un risultato straordinario. Abbiamo eletto tanti bravi europarlamentari, molti che sono già esperti in materia, quindi il nostro auspicio è che uno di questi potrà diventare il commissario della UE e possa rappresentare bene l'Italia all'interno di una Commissione europea che fino ad oggi ci è stata nemica dell'Italia, nemica degli italiani e fonte di tante problematiche che ancora oggi attanagliano le nostre imprese, contro l'agricoltura, decisioni contro la pesca, contro la libera concorrenza e contro anche quegli aiuti di Stato che noi non siamo contrari a priori, perché gli aiuti di Stato, se vanno nella giusta direzione, se vanno per salvaguardare aziende non decotte, ma aziende che possono ancora dire la loro, salvaguardare i posti di lavoro, la Lega c'è e il governo c'è. Ecco. Quindi l'Europa che noi vogliamo è un'Europa diversa, è un'Europa più vicina alla gente, più mamma e meno matrigna. Benissimo. Allora, grazie mille Paolo per essere stato qui con noi questa mattina. Ci risentiamo prossimamente in radio. Buona giornata. Grazie a voi e complimenti per la vostra trasmissione. Grazie mille a te. Allora, andiamo a guardare le ultime notizie, sempre che ci giungono dalle agenzie di stampa. Una notizia che riguarda Notre Dame. È stato scoperto il piombo nel sangue di un bimbo dopo l'incendio, dei tassi anomali, bambini e donne incinte dal medico. Le famiglie con bambini di età inferiore ai 7 anni residenti nel quartiere di Notre Dame e le donne incinte sono state inviate dalle autorità sanitarie di Parigi a recarsi dal proprio medico curante per un'analisi del dosaggio del piombo nel sangue. La decisione è stata presa dopo l'individuazione del caso di un bambino con un tasso superiore al limite, secondo quanto reso noto dall'Agenzia regionale della salute dell'Île-de-France. Allora, vediamo se Roberto dalla regia mi dà l'ok. Allora, guardiamo altra notizia che riguarda degli arresti, mafia, arresti tra Roma e Catania, minacce ed estorsioni, blitz dei carabinieri contro il clan Fragalà, blitz dei carabinieri del Ross tra le province di Roma e Catania contro presunti appartenenti al clan Fragalà. Arresti e perquisizioni sono scattati nei confronti di numerosi soggetti ritenuti responsabili di intimidazioni e a commercianti e imprenditori, estorsioni, minacce e attentati nell'area sud della capitale tra Ardea, Pomezia e Tor Vaianica. Dalle indagini, nel corso delle quali è stato sventato un sequestro di persona con la liberazione dell'ostaggio e l'arresto di 8 sequestratori, è inoltre emerso che i presunti appartenenti al clan gestivano il traffico di cocaina, marijuana e hashish dalla Colombia e dalla Spagna grazie ad alleanze con gruppi campani e siciliani. Nel corso delle indagini i carabinieri hanno sequestrato anche un documento manoscritto di affiliazione mafiosa. Guardiamo adesso la pagina Facebook del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che pochi minuti fa ha scritto: oggi sono in Emilia-Romagna a sostegno dei sindaci della Lega ai ballottaggi di questa domenica. Vi aspetto alle 10 a Castelfranco Emilia, alle 12 a Mirandola in provincia di Modena, alle 15 a Ferrara, alle 17 ad Argenta in provincia di Ferrara, alle 19 a Cesena e alle 21 a Forlì. Allora, Roberto mi dà l'ok. In collegamento telefonico con noi abbiamo il deputato di Fratelli d'Italia, Andrea Del Mastro. Buongiorno Andrea, benvenuto. Buongiorno. Benvenuto. Buongiorno a voi. È la tua prima volta qui in Radio Padania, giusto? Sì, la prima volta in Radio Padania. Benissimo. Allora, così come noi facciamo con tutti i nostri ospiti, ti chiedo di presentarti molto velocemente come nasce, insomma, la tua passione per la politica, la tua vicinanza a Fratelli d'Italia, anche qual è la tua esperienza politica. Ecco, prego.
L'esperienza politica nasce veramente, nonostante non sia così vecchio, ma nasce veramente tanto lontano. Ho 14 anni al liceo, mi iscrivo al Fronte della Gioventù e da lì inizia la mia esperienza politica sempre a destra. Poi ho fatto in tempo a tesserarmi all'MSI, devo anche dire facendo un piccolo falso sull'età anagrafica, poi mi sono iscritto ad Alleanza Nazionale, poi ho seguito le vicende non fortunatissime del PDL per poi essere assieme a Giorgia Meloni in prima linea fin dal primo giorno, quando abbiamo fondato Fratelli d'Italia, facendo la grande traversata del deserto della destra italiana, che oggi abbiamo, credo, terminato anche alla luce degli ultimi risultati delle europee. Perfetto, senti, appunto questi risultati, no? Come voi li avete diciamo valutati, il risultato di Fratelli d'Italia a queste elezioni? Adesso qual è appunto il vostro obiettivo? I risultati delle elezioni raccontano due cose. Ci sono due partiti che crescono, non lo faccio per tutta l'ospitalità, Lega evidentemente cresce, cresce anche Fratelli d'Italia, che si è incaricata di raccogliere la pulsione produttivista e non declinista anche nel nord. C'è stato, secondo me, un grandissimo segnale di apprezzamento alle politiche securitarie dell'immigrazione di Salvini, che peraltro sono state significativamente sempre appoggiate in prima linea da Fratelli d'Italia. Viceversa c'è stato un campanello d'allarme che credo che lo stesso Salvini debba raccogliere sulla politica economica. Cioè, per il momento hanno bocciato i 5 Stelle come responsabili unici della politica economica. Ma Matteo deve comprendere, a mio modestissimo parere, che quel contratto non è stato stracciato dal 5 Stelle o dalla Lega, per il momento è stato stracciato dagli italiani, che hanno ansia di futuro, ansia di infrastrutture, che non credono nel reddito di cittadinanza, che per quanto mi riguarda è il metadone di Stato applicato alle politiche del lavoro, che vogliono la riduzione della pressione fiscale e che hanno intuito che reddito di cittadinanza e riduzione della pressione fiscale assieme non possono coesistere, una delle due deve essere scelta. Per noi di Fratelli d'Italia non c'è dubbio, la riduzione della pressione fiscale. Ecco, senti Andrea, tu fai parte della Commissione Affari Esteri e Comunitari. Che importanti provvedimenti sono stati presi in questa commissione, anche provvedimenti che ti riguardano, ecco? Guarda, quello di cui sono più orgoglioso, perché è stato un passaggio importante di tutta la mia campagna elettorale, è la risoluzione che ho fatto approvare, devo dire anche grazie all'appoggio di Lega, della esecuzione in patria delle sentenze nei confronti degli stranieri. Voglio raccontare questa cosa velocissimamente ai vostri ascoltatori. Allora, in Italia ci sono circa 60.000 detenuti, più di un terzo, 22.000 sono stranieri. Secondo gli ultimi dati del Ministero di Grazia e Giustizia epoca Alfano, costano 137 euro al giorno ogni detenuto. Se noi facciamo 137 euro al giorno per 22.000 stranieri per 365 giorni all'anno, salta fuori una IMU. Ora, è possibile che noi dobbiamo dire agli italiani che devono pagare l'IMU per permettere a dei delinquenti, accertati delinquenti, perché sono in galera, sono passati in giudicato, di stare in Italia a sputazzare ai nostri agenti della polizia penitenziaria? Io ho fatto questa risoluzione appoggiata da Lega, con la quale si dice che qualsivoglia trattato bilaterale di materia giudiziaria con paesi esteri deve contenere la clausola dell'esecuzione in patria, anche senza il consenso del detenuto, delle sentenze italiane. Tradotto, prendi anche solo un mese, non stai qua a costarmi ancora una volta in Italia. Prendi il cammello, vai a casa tua e assaggi la civiltà giuridica delle tue patrie galere. Posso aggiungere una suggestione? Questo è il modo, peraltro, per me, per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario. Come lo risolve la sinistra da sempre? Ogni tanto fa qualche bello indultino e qualche bello svuotacarceri. Noi con questa operazione risolviamo un terzo il problema, perché un terzo dei detenuti vanno a casa loro a scontare le loro pene. Di questo sono orgogliosissimo e colgo l'occasione, ospitato da Radio Padania, per ringraziare gli amici della Lega che mi hanno appoggiato questa risoluzione, che negli anni produrrà la fine del sovraffollamento carcerario, il fatto che gli italiani, se proprio debbono pagare per dei detenuti, che almeno siano quelli italiani che non possiamo evidentemente spedire altrove, ma che
non siano più quelli stranieri che vengono qua a delinquere. Perfetto. Senti Andrea, voi come Fratelli d'Italia, anche la stessa Giorgia Meloni, per quanto riguarda l'immigrazione ha sempre parlato di blocco navale, ma cosa significa proprio in sostanza questo? Allora, il blocco navale significa fare una cosa che è riuscito a fare Prodi. Se c'è riuscito quello che viene ricordato dagli italiani come il mortadellone, credo possa farlo anche un governo sovranista, cioè bloccare sulle coste, dato che in questo momento in Libia non si sa bene neanche chi abbia il potere. Certamente stanno rispuntando le bandiere dell'ISIS. La selezione sulle coste libiche per la partenza verso l'Italia non si sa bene chi la faccia. Se la fa l'ISIS credo che pressappoco sia: sei cristiano sì, ti taglio la gola, sei musulmano prendi, vai di là che poi arriva a nord. Noi riteniamo di fare il blocco navale. Peraltro su questo è anche suggestivo che la sinistra continui a dire voi sovranisti non riuscite a dividervi le quote dei migranti, Orban non le vuole. Vero, verissimo, ma Orban è anche quello che ha detto: io non spendo un euro per accogliere migranti economici che non debbono arrivare, ma se volete, aveva mandato una lettera a Gentiloni che rimase lettera morta, io vi mando la mia marina ad aiutarvi a presidiare le coste e impedire che intervengano. Posso aggiungere una cosa? Certo. Quando mi dicono ma non si può fare, allora io vorrei a questi soloni giuridici che sono veramente dei poveracci dire: andate a leggervi cosa prevede l'attuale EUNAVFOR Med Sofia, perché EUNAVFOR Med Sofia, che è ciò che ci porta qua sul porto sicuro i migranti, prevede 4 fasi. Abbiamo completato la fase 1, abbiamo completato da anni la fase 2, non abbiamo mai chiesto di passare alla fase 3. La fase 3 di EUNAVFOR Med Sofia prevede che dopo aver presidiato le coste, per scoprire, perché EUNAVFOR Med Sofia è un'operazione non di salvataggio, ma di guerra, per scoprire dove i trafficanti di esseri umani hanno appoggi logistici via mare e via terra, prevede testualmente, e nel linguaggio delle diplomazie europee è una frase fortissima, la neutralizzazione via mare e via terra delle strutture logistiche dei barconi degli scafisti. Ora, noi quella roba lì è più avanti del blocco navale, perché il blocco navale vuol dire impedire che arrivino. È una EUNAVFOR Med Sofia, che è quello che ha approvato l'Europa, che però non fatica a passare alla fase 3, prevede che addirittura noi atterriamo in Libia e distruggiamo le strutture logistiche di questi criminali organizzati che usano i migranti per fare denaro, per poi consegnarli all'ONG, che li consegnano alla filiera delle cooperative rosse, che poi finiscono in ultima battuta agli avvocati di Soccorso Rosso, che con il gratuito patrocinio si fanno ancora qualche migliaio di euro sulla pelle di questa gente. Questa roba qua, che la sinistra non la volesse scardinare, mi pareva appena ovvio e normale. Un governo sovranista forte, magari in tandem Salvini-Meloni, può andare in Europa a dire: va bene, non vogliamo neanche il blocco navale, vogliamo la fase 3 di EUNAVFOR Med Sofia, che è di più, che è un atto di guerra nei confronti di chi ci è ostile da tempo. Certo. Senti Andrea, per quanto riguarda invece i progetti di legge più significativi presentati da voi di Fratelli d'Italia, ci puoi citare qualcuno? Ma guarda, intanto quello sulla mafia nigeriana, che ormai è un problema eclatante e evidente, un nuovo fenomeno di criminalità organizzata che funziona con dei ritmi, con dei riti tribali e con grande spargimento di sangue. Noi abbiamo chiesto più volte di calendarizzare questo progetto di legge, ma vi è stata, come dire, da parte del Movimento 5 Stelle la tendenza a dire che non esiste il fenomeno, anche se ormai le cronache nere ce lo testimoniano tutti i giorni. Poi il reddito di al posto del reddito di cittadinanza, il reddito di infanzia, cioè scommettere sul futuro, scommettere su chi ancora in questa nazione crede così tanto da mettere al mondo un figlio, sapendo tutti noi, soprattutto chi come me ha l'avventura e la fortuna morale e spirituale di essere padre, ma la disavventura economica di esserlo, che quando metti al mondo un figlio, quello è un vero moltiplicatore economico, perché poi devi correre tutti i giorni come un pazzo per portare a casa qualche cosa ai tuoi cuccioli. Quindi un reddito di infanzia per contrastare anche la curva della denatalità, che credo sia il grande problema epocale dell'Europa, dell'Italia e, per quanto mi riguarda, ahimè, anche del mio Piemonte, della mia città che è Biella.
La sinistra pensava alla sostituzione etnica, le culle non ci sono più, facciamo arrivare i migranti che fanno loro i figli. A noi piacerebbe vivere in un paese dove tra servizi alle famiglie, in termini di asilo e quant'altro, e il reddito di infanzia al posto del reddito di cittadinanza si scommetta di nuovo sul futuro. Questa è un'altra proposta di legge che noi abbiamo fatto, alla quale teniamo molto. Ecco. Benissimo. Poi ce ne sono tantissime, ma non voglio tediarvi. Ecco, senti Andrea, un'ultima domanda, no? La parata del 2 giugno, tu non so, hai seguito in TV, Giorgia Meloni ha detto... Io ero il deputato che ha accompagnato i ragazzi di Gioventù Nazionale, il nostro mondo giovanile, a fare la contromanifestazione perché ci trovavamo in una parata del 2 giugno dove avevamo un ministro 30 hippie di Peace and Love e dall'altra parte un presidente che riusciva a dedicare, umiliando le nostre forze dell'ordine, la parata del 2 giugno ai Rom e ai Sinti. Ora, senza nessun razzismo, ma è possibile immaginare di dedicare la parata del 2 giugno ai Rom e ai Sinti e non spendere una parola per le nostre forze armate? Cioè, è come se dedicassimo una processione votiva della Santa Vergine a Robespierre. Non c'entra nulla, è una strumentalizzazione volgare, era il tentativo per l'ennesima volta di spostare a sinistra l'asse del Movimento 5 Stelle, di creare fibrillazione all'interno del governo. La cosa che mi stupisce è che a mia memoria neanche per Pinotti di Rifondazione Comunista era arrivato a dire tanto quando era presidente della Camera. È un nodo che deve essere risolto. Ecco, insomma. Benissimo. Allora Andrea, noi ti salutiamo, ti ringraziamo per essere stato qui con noi questa mattina. Buon proseguimento di giornata, buon lavoro e ci sentiamo presto qui in radio. Grazie a te, un abbraccio a te e ai tuoi ascoltatori. Grazie mille ad Andrea Del Mastro, deputato di Fratelli d'Italia. Adesso, tra pochissimo, andiamo in pausa pubblicitaria e dopo la pausa pubblicitaria più tardi avremo altri ospiti e poi vediamo un po' se Roberto dalla regia, attendiamo che vada nell'altro studio per mandare la pausa pubblicitaria. Ci siamo, Roberto? Ecco, allora avanti, dai, andiamo.
di tempo indeterminato, quindi alla fine parliamo di un paese che è questa roba qui. Senta Galli, però al di là di tutto, la Lega ha intenzione di andare avanti con questo governo oppure no? Ecco, allora, oppure no. Allora, adesso ci colleghiamo al telefono con il deputato di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto. Buongiorno. Buongiorno a tutti e tutti gli ascoltatori. Allora, grazie mille per aver accettato il nostro invito, onorevole Sisto. Non so se è la prima volta qui in radio. Devo dire la verità, è la prima volta e sono molto contento. La prima volta è sempre, diciamo, come diceva un mio amico, la première c'est la meilleure, la prima volta è sempre la migliore. Allora, grazie mille. Grazie mille. Allora, così come facciamo con tutti i nostri ospiti, io la presento molto velocemente. Lei è nato a Bari, è laureato in giurisprudenza, avvocato penalista, docente universitario, deputato di Forza Italia, e in questo governo, o meglio in questa maggioranza, lei è presidente della commissione giurisdizionale per il personale, membro della commissione affari costituzionali, della presidenza del Consiglio e degli interni, e poi anche membro della giunta per le autorizzazioni, giusto? Esattamente così. Ecco, allora sì. Manca soltanto capogruppo in commissione affari costituzionali, siamo a posto. Perfetto. Allora io le chiedo, lei come commenta i risultati di queste elezioni europee per quanto riguarda Forza Italia? Poi ieri c'è stata la replica del deputato di Forza Italia, Andrea Orsini, a Luigi Bisignani, che sul Tempo, insomma, aveva parlato del commissariamento di Silvio Berlusconi, sia politico che personale. Ci può appunto dire qual è il futuro di Forza Italia? No, guardi, è molto semplice. Io parlerei del presente, passato, presente e futuro, una sorta di anamnesi, diagnosi e terapia. Sì. Beh, è evidente che Forza Italia è un grande partito che ha un grande statista alla sua guida, che è Silvio Berlusconi, ma non perché lo dica io, lo dicono i fatti, lo dice la storia, e diciamo è una bandiera, diciamo così, stabile, che sventola, a cui noi certamente non possiamo, non vogliamo e non rinunceremo mai. Ecco, quindi insomma no, ci sono delle possibilità di mediazione, e chiunque volesse pensare, Bisignani o altri, ad una possibile OPA / commissariamento, deve fare i conti col DNA del partito, con coloro che, fedeli a Forza Italia, mantengono fortemente l'azione Forza Italia, quale Berlusconi, meglio Berlusconi uguale Forza Italia. Quindi da questo punto di vista identitario non vedo delle chance di disinnescare questa coerenza che ci ha sempre caratterizzato. Poi è chiaro che all'interno del partito Silvio Berlusconi valuta, esprime giudizi, si occupa di strategie che possano migliorare il trend e possono migliorare i consensi. Certamente le europee non sono state esaltanti dal punto di vista dei risultati, inutile negare, insomma, siamo di fronte ad un risultato che doveva e poteva essere certamente più rilevante, ma questo significa che, come sempre, quando c'è qualche cosa che non va, bisogna trovare gli antidoti perché possa ritornare a funzionare il partito di moderati, un partito delle no tasse, un partito delle imprese, delle garanzie, della giustizia che non sia una giustizia, come posso dire, giustizialista, mi faccia passare il doppio termine. Ecco, diciamo, si tratta di rilanciare alcuni temi e probabilmente anche, come è stato stabilito nell'ufficio di presidenza, con delle forme di partecipazione magari più intensa della base del partito. Ecco, lei come commenta le dichiarazioni di ieri del Premier Conte, che dice: se non si va d'accordo io mi dimetto? Oggi il ministro Salvini ha dato 15 giorni di tempo al governo, e dicendo: se diremo le stesse cose sarà un problema. Lei secondo lei appunto come si evolverà questa situazione? Io sono costretto a fare una cosa che non farei mai, citare Repubblica, che dice penultimatum. Ecco, io ho l'impressione che più che un penultimo ultimatum sia un ultimatum un po' penoso, se mi fa passare questo termine. Sì. Quindi parafrasando il titolo di Repubblica, perché è chiaro che il presidente Conte ha voluto semplicemente costruirsi un'esimente e in qualche maniera dire: ho fatto tutto quello che si poteva fare per evitare una crisi di governo, addirittura in forma pubblica, perché poi, insomma, intelligenti pauca, è ovvio che se io ho la necessità di studiare i due compagni di strada, me li chiamo privatamente, prendo i lobi delle orecchie, li tiro, ammesso che ne abbia la possibilità, e buonanotte. Una conferenza stampa vuol dire dare pubblicità ad una sorta di autoesonero di responsabilità rispetto a quello che può accadere. Insomma, chiamarsi fuori
questa è la verità. Poi, dopo questa conferenza stampa, l'ultimatum di Matteo Salvini, e la schermaglia di Maio, insomma, l'intervento anche, poi come sempre questo è un paese in cui nessuno rispetta quello che deve fare, molti fanno cose che magari non spettano e evitano di fare quello che dovrebbero. Gli interventi diciamo a piede libero, no, ho sbagliato, a braccio su questi temi. Il codice degli appalti non si può sospendere. Sì, se c'è una cosa certa è che c'è un governo che è in perpetuo kung fu fighting, combattono sempre tutti i giorni e non sempre nell'interesse del paese, anzi direi quasi mai. Allora, onorevole, abbiamo una telefonata in questo momento, sentiamo chi è in linea. Pronto, buongiorno. Buongiorno, prego. Ma io penso che il problema di i problemi politici che avvengono non solo in Italia, ma anche in Europa, derivano da quella famosa crisi del 2008, che ha spostato praticamente la finanza sulla finanza per la finanza e non sulla produzione di più sul lavoro delle industrie. Quindi bisogna rimettere al centro l'industria assolutamente, perché siamo più o meno 200 milioni di gente che lavora a salario in Europa e in prospettiva di 2 miliardi di salariati mondiali si dovrebbe raddoppiare alla fine del secolo. Quindi bisogna rimettere al centro l'industria, tagliando le spese inutili, come dice il professor Baldassarre, che ne ha parlato a lungo di queste cose delle spese e degli sprechi in Italia. Sì, benissimo, grazie. Onorevole, non so se vuole commentare le parole del nostro Mi sembra che l'intervento del puntuale ascoltatore vada esattamente nel senso che il mio partito intende dare a questa legislatura, cioè una ripresa di un discorso con le categorie fondamentali, che può essere il singolo cittadino, quindi lavoro e non, come posso dire, cadeau di cittadinanza, imprese, ma se mi fa aggiungere una parola che a me sta particolarmente a cuore, mezzogiorno, perché io che vivo al sud le dico che qui la situazione è veramente drammatica, soprattutto non si vede sul fondo neanche una candela accesa, cioè non c'è nessun tipo di investimento, di possibilità di sviluppo infrastrutturale, degli investimenti sulla crescita. Ecco, diciamo che da questo punto di vista ignorare il mezzogiorno è molto grave, a prescindere, guardi, dai serbatoi di voti e dalle appartenenze, perché poi i cittadini hanno diritto anche ad una politica che faccia a meno di questi ritorni e di queste valutazioni, cioè questo utilitarismo dei bacini di consenso. Mi sembra che debba essere con grande maturità abbandonata nell'interesse di un paese che non sia, come leggiamo in queste ore, addirittura il terzo per disoccupazione. Cioè essere il terzo paese in Europa per disoccupazione è un'onta, è un marchio rosso che non ci meritiamo. Che cosa manca proprio al sud? Un esempio concreto, onorevole? Ma è molto semplice. Qualcuno ha rimproverato al sud una incapacità del sud, ma io credo che questa sia una tautologia per eliminare delle responsabilità. Io penso che il sud ha bisogno, come quando qualcuno ha sete, ha bisogno di acqua, come qualcuno non sta bene, ha bisogno di essere curato. Ci sono anche in una classe scolastica bambini più deboli che hanno bisogno di insegnanti più attente. Ecco, il Sud direi che da questo punto di vista è veramente abbandonato a se stesso. Noi abbiamo un tasso di disoccupazione giovanile veramente imbarazzante. Questi sono numeri che ovviamente, se non inducono, ma ad una pacata rilettura degli equilibri all'interno del paese, corrono il rischio di pregiudicare anche un rapporto politico, perché io penso che l'elettore debba sentirsi protetto dal governo, dal paese, che possa essere di Reggio Calabria, il Pugliese, o di Cantù. Io penso che la cosa non debba assolutamente cambiare, e certo evitando di penalizzare per favorire o di favorire per penalizzare, ma una prospettiva di carattere nazionale unitaria a me sembra il minimo che un governo di questo paese debba garantire a ciascun cittadino. Ecco, onorevole, il governo è in carica da più di un anno. Di tutti i provvedimenti, insomma, approvati da questo governo, cosa appunto lei ritiene un ottimo provvedimento e quali non le piacciono? Ecco. Guardi, io non posso nascondere che ho una particolare sensibilità per formazione culturale ai temi della giustizia. Devo dire che è stato un disastro. La giustizia sono così obnubilato dalle incostituzionalità a ripetizione, a raffica, che questo governo, ma soprattutto per iniziativa dei 5 Stelle, questo non posso negarlo, perché noi abbiamo visto in Parlamento delle cose abbastanza
evidenti, cioè quando si è parlato di voto di scambio politico-mafioso, che è una norma che è stata coniata per essere applicata senza regole sostanzialmente, perché tenga conto che la possibilità di un voto indiretto fa sì che si possa essere bersaglio di qualsiasi soggetto si voglia accusare di un contatto indiretto. La stessa parola indiretto rende l'idea di quanto sia labile la tipicità della norma, con delle conseguenze gravissime, con delle pene altissime. E allora si è visto, quando c'era questo voto di scambio da mettersi sul petto come una coccarda, tutto il governo dei 5 Stelle in fila. Sulla legittima difesa c'era il governo della Lega. Quindi voglio dire, è evidente che c'è una sorta di presa di distanza anche all'interno del governo da determinati provvedimenti. E sulla giustizia, dalla sospensione della prescrizione alla pena accessoria eterna, allo spazzacorrotti che ha dei guai di carattere costituzionale enormi, io credo che questa politica giustizialista, questa politica che consegna il paese alla discrezionalità del Quidam, a me sembra che sia il primo segnale fortemente negativo. Diceva il mio maestro che la civiltà di un paese la si misura dalla civiltà del suo processo penale. Ecco, io temo che questa possa essere, questo dal punto di vista negativo. Dal punto di vista positivo ho difficoltà a individuare dei provvedimenti tutti positivi e tutti utili. Il tema di lavoro e di welfare sono stati un'altra tragedia. La flat tax la stiamo tutti quanti aspettando, perché era anche nel nostro programma. Lei sa che noi con la Lega e con Fratelli d'Italia abbiamo coniato un programma importante che secondo me ha ancora una sua attualità, e io spero che possa essere realizzato magari in un prossimo governo, laddove ci si possa riprendere le redini del paese in nome di una sola parola. Anche questa è una parola che comporta assunzione di responsabilità, competenza. Cioè ci vogliono persone che sanno quello che fanno, che hanno un know-how, che hanno una storia, che hanno un'immagine. Cioè il tempo degli avventurieri al governo credo che debba essere chiuso e per sempre. Benissimo. Allora, onorevole, noi la ringraziamo per essere stato qui con noi questa mattina. Ci risentiamo presto, prossimamente in radio. Buona giornata e buon lavoro. A voi e a lei, ottima giornata. Grazie mille a Francesco Paolo Sisto, deputato di Forza Italia. Adesso un altro ospite, Roberto, no? Mi dai l'ok? Abbiamo un ospite d'eccezione. Abbiamo il professor Antonio Maria Rinaldi. Buongiorno Antonio. Buongiorno a tutti quanti gli amici che sono in ascolto, grazie. Allora Antonio, dove ti trovi di bello oggi? Raccontaci un po'. Innanzitutto auguri, no? Sì, pare che ce l'abbia fatta a entrare nel Parlamento europeo. Sono uno dei 29 nuovi parlamentari, neoparlamentari europei. Naturalmente quando ho detto 29 già avete capito, per la Lega ovviamente. Dimmi. No, ho preso una visita di cortesia questa mattina nella sede italiana, in particolare romana, del Parlamento europeo, perché il Parlamento europeo ha una sede a Roma, e sono andato così a fare una visita di cortesia ai funzionari e dipendenti, in quanto presumo che collaborerò moltissimo con loro, quindi il primo incontro, anche se informale, ma insomma una stretta di mano a tutti quanti. Ecco, benissimo. Senti Antonio, volevo chiederti, domani c'è la risposta della Commissione europea, no? Alla lettera dell'Italia, no? Che cosa dirà la Commissione? Ecco, questa è una bella domanda. Allora, innanzitutto io ho posto un problema di fondo, come dire, ma ci siamo ridotti che una letterina, una lettera, come si vuole chiamare, ha una tempistica di 48 ore, cioè di 2 giorni, cioè i rapporti tra gli Stati nell'ambito dell'Unione Europea sono ridotti a questo punto. Io anche in trasmissioni nazionali televisive ho detto, ma in genere 48 ore si danno, alle colonie, no? Quando si mandavano le corazzate, si mandavano, le truppe al confine, no? Ti diamo 48 ore tipo ultimatum. Io vorrei che i rapporti siano ben diversi. Quindi è vero che una letterina è, solo dal punto di vista formale delle richieste e può finire lì, nel senso che è possibile anche che non ci sia nessun seguito, però è anche possibile che può essere presa a base di un inizio di procedura di infrazione, in particolare per debito eccessivo. Ora, anche un'altra domanda spontanea.
la Commissione europea, l'attuale Commissione europea, quella guidata da Juncker, è in scadenza il prossimo 31 di ottobre. Ora io faccio questa domanda. Questi signori hanno intenzione di proseguire e aprire anche una procedura di infrazioni nel momento in cui sono di fatto già in scadenza? Ecco, sono tutti elementi che fanno riflettere. Io mi auguro, e qui mi rifaccio un pochino alle mie promesse elettorali, ho detto se sarò eletto al Parlamento europeo, la mia prima azione politica sarà quella di promuovere una mozione di sfiducia nei confronti dell'attuale Commissione, perché è una prerogativa del Parlamento. Poi naturalmente bisogna vedere se esiste una maggioranza, però è un chiaro segnale politico per dire guardate che l'aria è cambiata, cioè io sono stato abituato sempre lavorando che chi sbaglia paga, e lo hanno ammesso loro stessi di aver sbagliato, e anche fortemente con le loro politiche di austerity, senza ricordare purtroppo quello che è stato fatto nei confronti della Grecia, ma anche dando dei diktat piuttosto forti nei confronti dell'Italia, ricordiamo molto bene. Quindi è giusto che se ne vadano via il prima possibile e che ci sia una nuova commissione che sia espressione sicuramente di questo vento cambiato. Io ci proverò, sicuramente non ci sarà una maggioranza tale che mi verrà dietro, però ci guardiamo in faccia e ci contiamo, cioè iniziamo a dire ma tu da quale parte stai, insomma. Antonio, anche perché, scusate se ve lo dico, questa commissione, quella ripeto guidata da Juncker, la considero la peggior commissione da quando esiste l'Unione Europea, questo sia chiaro. Antonio, ma proprio quali sono i tempi, no? Quando voi andrete in Europa, insomma la prima data, no? Ecco, allora guarda, la situazione è questa. Io sono stato convocato dal gruppo della Lega, che ripeto con orgoglio è composta da 29 europarlamentari, tanto per la cronaca siamo lo stesso numero che porta la signora Merkel col suo partito, tenendo conto che la Merkel ha preso il 28%, noi ne abbiamo presi più del 34%, ma la Germania ha per una questione di popolazione un numero di europarlamentari superiore a quello italiano, quindi fatte le proporzioni ciascuno di noi porterà 29, però noi siamo stati più bravi perché abbiamo un numero inferiore di eurodeputati da portare. Detto questo, ci sarà il primo incontro nel pomeriggio del 12, il prossimo 12 giugno, ma è un incontro del gruppo della Lega, quindi iniziamo ad andare su tutti quanti gli eletti della Lega per incombenze amministrative, diciamo, i vari badge, eccetera, per avere le prime impressioni, per fare la prima riunione, ecco. Dopodiché ufficialmente la prima seduta è convocata a Strasburgo, quindi non a Bruxelles ma a Strasburgo, il 2 di luglio alle ore 17. Lì saremo tutti presenti, allineati, fieri e orgogliosi di rappresentare il nostro paese. Ecco, benissimo. Senti Antonio, sullo sblocca cantieri, no? Ieri abbiamo visto che c'è stato un tavolo sulla questione appalti. Tu che ne pensi? Io sono non d'accordo, ma pienamente d'accordo con il fatto che bisogna rivedere completamente il codice degli appalti. Cerchiamo di capire bene. L'Italia ha, diciamo così, sottoscritto questo codice di impegno su raccomandazione europea, ma noi, come al solito, siamo più realisti del re, perché all'allora ministro Del Rio, non del re, Del Rio, scusate la battuta, ha recepito facendo, come si dice, il primo della classe, cioè irrigidendo ulteriormente le raccomandazioni europee, come per dire a noi siamo più bravi, lo facciamo ancora di più. Questo ha posto obiettivamente le aziende italiane, che ricordo, perché qui va ricordato, che più del 99% e mezzo delle aziende italiane sono le micro e piccole aziende, non sono le multinazionali. La nostra forza è lì, questo sia chiaro. Questo codice degli appalti di fatto ha messo in ginocchio nelle condizioni di creare enormi problemi burocratici. Quindi se si rivede a immagine e somiglianza del nostro tessuto industriale, così come è fatto, credo che sia una cosa buona e giusta. Cioè noi abbiamo bisogno terribilmente di rilanciare i consumi, di rimettere in moto l'economia, ma questo
deve avvenire anche da una precisa, diciamo, coordinamento anche con le regole. Se noi abbiamo un codice degli appalti che mette di fatto nelle condizioni le nostre aziende di non poter partecipare, di fatto le tagliamo fuori. Ma c'è addirittura il paradosso che ci sono, ad esempio per gli appalti, aziende estere più grandi di quelle italiane che fanno la parte del leone a casa nostra. Quindi praticamente abbiamo adottato delle regole che penalizzano le nostre e favoriscono le altre. Quindi cerchiamo un po' di riequilibrare le cose. Quindi l'iniziativa della Lega è non ho parole per dire che è un qualche cosa di doveroso nei confronti del nostro sistema economico, e credo che ci sia il gradimento da parte di tutte quante le aziende. Cioè, c'è un codice di appalti, per dirlo in maniera estremamente semplice, che considera tutti quanti mafiosi, no, cerchiamo anche un pochino di ribaltare, perché anche qui la grande maggioranza delle aziende italiane e imprenditori sono persone per bene, lavoratori, fanno lavorare altre persone e contribuiscono al PIL della nazione, questo sia chiaro. Il fatto di considerare a prescindere tutte le persone a me non sta bene, cerchiamo di ribaltare come avviene anche negli altri paesi, cioè per carità facciamo tutti i controlli che vuoi, però non leghiamo troppo l'operatività dell'azienda, altrimenti si ferma il paese, e infatti si è fermato. Benissimo, Antonio, abbiamo una telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno Giuseppe da Belluno. Ciao. Io credo, ho ascoltato molti convegni anche del professore qui, però credo che senza una regolamentazione del mercato, la guerra sulla competitività, che è una guerra universale, la vinceranno esattamente gli stessi che detengono il controllo del mercato. Quindi se noi non regoliamo il commercio e ci sono 10 aziende a livello mondiale tra la grande distribuzione, la grande ristorazione, il commercio online, e sono tenuti da queste multinazionali che poi a capo ci sono le stesse persone, io posso produrre qualsiasi prodotto, il prezzo lo faranno loro. Se poi noi guardiamo ad esempio nel pubblico la guerra della competitività per risparmio eccetera, vi faccio solo un esempio, mi piacerebbe che lo ascoltassi. Allora, qui con la liberalizzazione delle poste, prima c'erano i postini a paga dignitosa che consegnavano la posta. Adesso con la liberalizzazione ci sono queste aziende private o queste cooperative che mandano in giro i marocchini, i tunisini con la bicicletta. Allora noi ci troviamo con i postini in cassa integrazione da mantenere e questa gente da dargli la casa popolare. Benissimo, grazie. Antonio, ti chiedo un commento veloce perché purtroppo siamo in chiusura. No, ringrazio il nostro amico, ha perfettamente ragione. Fra l'altro, come battuta finale, quando citava le poste, almeno una volta i postini portavano ogni giorno la posta a casa, adesso con questa liberalizzazione che giustamente evidenziava, la posta la portano, se no, se va bene, 2 volte a settimana, ma questa era così tanto per evidenziare i vantaggi della liberalizzazione. No, per quanto lui dice la competitività, perfettamente ragione, io stavo rispondendo al discorso del codice dei appalti. È chiaro che bisogna mettere un po' di paletti, perché prima si diceva ma esiste una competitività ad esempio fiscale, no? Ci sono alcuni paesi, a iniziare da Lussemburgo, che permettono la possibilità di non pagare tasse, perché di fatto non pagano tasse, alle multinazionali che fanno concorrenza poi al commercio invece domestico di molti paesi, a iniziare da quello italiano. E sappiamo che Lussemburgo, fra illusione ed evasione, sottrae 1.000 miliardi di tasse, quindi a danno di paesi anche come l'Italia, e nessuno dice nulla, eppure fa parte dell'Unione Europea. Addirittura il nostro bravo Juncker è lussemburghese, è stato primo ministro per molti anni. Quindi o le regole sono quelle del tutti, ma ve ne dico un'altra: che senso ha far accedere al nostro mercato la Cina, dove sappiamo benissimo che in Cina non sono rispettate delle norme elementari per quanto riguarda sicurezza del lavoro, sistema pensionistico, sistema di qualsiasi genere. Quindi noi nei loro confronti non saremo mai competitivi, non riusciremo mai, se rispettiamo giustamente tutta quella serie di diritti acquisiti
che abbiamo noi. Quindi bisogna anche saper dire, guardate, se volete partecipare anche al nostro mercato vi dovete uniformare anche voi per mettere sullo stesso piano, altrimenti noi non potremo altro che perdere, non c'è storia. Ma lì l'errore fu fatto nel 2001 quando fu fatta entrare nel WTO, World Trade Organization, la Cina, senza dargli nessun tipo di di regola, a iniziare da regola dei cambi, dei diritti civili, diritti del lavoro. Questi sono errori che poi li paghiamo noi come struttura del paese. Non so, ma io abito a Roma e vedo che c'è la cosiddetta moria dei negozi, proprio il commerciante che non ce la fa più, ma anzi quei pochi che rimangono io li considero degli eroi, perché fra balzelli e tutto quanto non so come facciano ancora a sopravvivere. Allora Antonio, purtroppo oggi siamo in chiusura, dobbiamo risentirci la prossima volta, così abbiamo più tempo anche con i nostri ascoltatori. Ti ringrazio per essere stato qui con noi, ci risentiamo prestissimo. Vi ringrazio e spero di sentirvi prestissimo, non presto ma prestissimo. Benissimo, grazie mille al professor Antonio Maria Rinaldi, che sentiremo poi la settimana prossima. Buon proseguimento di giornata a tutti, grazie mille. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it 2019. Ma chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella del sistema DAB+, e sono strafelice perché dall'anno prossimo sarò ufficialmente in tutte le auto. È ora di vivere la magia della Digital Radio. Se stai pensando di comprare una nuova auto, pretendila con il sistema DAB+, il suono perfetto. Dal 2019 in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio.